come a livello nazionale e a livello regionale, anche Vicenza quest'anno le stime daranno un record di affluenza a livello turistico. Dopo la pandemia, ovviamente il Veneto e Vicenza è un grande richiamo per tutti i turisti, sia a livello nazionale che a livello internazionale. L'artigianato in questo ovviamente la fa da padrona, perché tutti i nostri prodotti enogastronomici, l'orafo, tutto quello che è il fashion, ovviamente è grande attrazione per tutti i turisti. Il problema sicuramente sono i costi che, soprattutto nel breve e medio termine, rischiano di allontanare in un futuro qualche turista, perché purtroppo a livello nazionale e anche a livello locale i costi di produzione sono sempre più alti. E questa è l'unica attenzione che noi dobbiamo essere molto pronti per un futuro, per abbassare ovviamente, rendere competitive le nostre aziende. A livello artigianale, come dicevo, l'enogastronomia la fa da padrona. Tutti i turisti, soprattutto stranieri, portano a casa i nostri prodotti, dall'olio ai prodotti del pane, ovviamente vanno sui nostri ristoranti artigiani, dove siamo noi tra i primi a livello mondiale. Quindi il Veneto e Vicenza si dimostra sempre leader in questo settore.